Nella verde Umbria, nell'antica città di Norcia, nel lontano anno 480, nacque Benedetto, un ragazzo destinato a lasciare un'impronta indelebile nel mondo. Suo padre, Eutropio, era un uomo di grande importanza, console e capitano generale dei Romani, mentre sua madre, la nobile Abbondanza Claudia, era conosciuta per la sua generosità e saggezza. Tuttavia, la gioia della loro vita fu breve, perché la madre di Benedetto morì quando lui era ancora molto giovane. Benedetto e sua sorella Scolastica furono quindi affidati alle cure amorose della loro nutrice, Cirilla. Crescendo, Benedetto fu testimone di una società in tumulto, una società che sembrava allontanarsi sempre di più dai valori di verità e semplicità che i suoi genitori avevano cercato di insegnargli. A 12 anni, lui e sua sorella furono mandati a Roma per studiare, ma quello che vide lo turbò profondamente. La città era un vortice di corruzione e decadimento morale, tanto che Benedetto, ancora un ragazzo, sentì un forte richiamo interiore che lo spingeva lontano da quella vita. Non appena compì 17 anni, Benedetto, accompagnato dalla fedele Cirilla, si ritirò nella tranquilla valle dell'Aniene. Qui, in un luogo di pace, Benedetto si trovò di fronte al suo primo grande ostacolo, un vaglio rotto, simbolo della sua vita spezzata dalla corruzione e dalla malvagità della società. Con un gesto di fede riparò il vaglio, compiendo così il suo primo miracolo. Questo evento rafforzò la sua decisione di cercare Dio attraverso la solitudine e la preghiera. Benedetto lasciò poi Cirilla e si avventurò più a fondo nella natura, raggiungendo la valle di Subiaco. Qui, tra le rovine di una villa di epoca neroniana e accanto ai laghi alimentati dall'Aniene, trovò Romano, un monaco che lo accolse e lo vestì con abiti monastici. Romano gli mostrò una grotta sul monte Taleo, un luogo impervio e isolato dove Benedetto avrebbe potuto meditare e vivere in completa solitudine. Per 3 anni, dal 497 alla Pasqua dell'anno 500, Benedetto rimase in quella grotta, lontano dal mondo, immerso in una profonda comunione spirituale. Ma il suo destino era di guidare anche gli altri. Lasciata la grotta, si mise alla guida di un gruppo di monaci a Vicovaro, purtroppo segnato dal tragico evento di un tentato omicidio con una coppa di vino avvelenato. Sopravvissuto grazie alla sua fede incrollabile, Benedetto non si perse d'animo e ritornò a Subiaco. Qui il suo carisma e la sua saggezza attirarono molti discepoli. Per quasi 30 anni, fino al 529, Benedetto fu un faro di luce, predicando la parola del Signore e fondando una comunità di 13 monasteri. Tuttavia, la minaccia costante alla sua vita lo costrinse a cercare un nuovo inizio. Fu così che lasciò Subiaco per fondare il monastero di Montecassino, un luogo che sarebbe diventato un simbolo di pace e spiritualità per secoli a venire. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici.
La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.